Allora, eccoci qua rientrati in studio. Prima di venire al tema plebiscito, referendum, adesso parleremo anche di questa ricorrenza, altra ricorrenza, 151 anni, il 22 ottobre. Professor Casen, come si diceva prima, 72 anni, abbiamo sentito poi lo stesso Craxi che diceva da quando è nata la Repubblica la politica... Ma no, diciamo che è una vecchia, antica usanza del popolo italiano e comunque degli stati italiani. Faccio un esempio per tutti: quando Garibaldi arrivò a Palermo dopo lo sbarco, la prima cosa andò, come fanno tutti, lo fecero i tedeschi, prima cosa andarono nelle casse dello Stato e si rubarono tutto l'oro della Banca d'Italia. Garibaldi trovò nel Banco di Sicilia, attualizzato nel 1995, circa 5.000 miliardi in denaro sonante, si diceva una volta, cioè monetine che le battevi ed era valuta pregiata. Non rimase nulla. Il banchiere di turno fu Ippolito Nievo, padovano, no? Il quale purtroppo si suppone che la sua morte e l'affondamento del traghetto che si chiamava Ulisse, che partì da Palermo per andare a commemorare l'unità d'Italia con Vittorio Emanuele II, fu affondato e non si sa come mai, non fu mai trovato, eccetera. E lui si era portato dietro tutti i conti di tutti quelli che avevano portato via a man bassa, cioè non è che rubavano come si usa adesso trovando una giustificazione. Uno di quello che prendeva le mazzette fu l'autore dei Quattro Moschettieri, no? E bastava andare in banca e dire Alessandro Dumas, no? Che seguiva la spedizione dal mare con il suo yacht molto ricco e presentò un conto. Dice: io per questa spedizione ho speso, e fu dato 35.000 la prima volta, adesso non ricordo la moneta dell'epoca, poi in un secondo momento si presentò di nuovo e fu dato ancora 5.000 perché non gli bastavano, e poi si presentò la terza volta e fu dato 3.000 e alla fine non ebbe più il coraggio di presentarsi, ma gliel'avrebbero dato lo stesso. Ma chiunque si presentava in banca diceva: io sono un garibaldino, per cui i garibaldini, tutta la Sicilia diventò garibaldina, ma non perché ci fosse un amore patrio per l'Italia, ma perché se Ciapavaschei, insomma, ha detto non in siciliano. Certo. Ma la stessa cosa è successa quando si arrivò a Napoli, il Banco di Napoli fu dilapidato, e cose di questo genere successero. Lo scandalo della banca commerciale, dove il re d'Italia si portò a casa 30 milioni dell'epoca e poi dovette restituirli, ma fece un'altra operazione finanziaria perché non intendeva restituire i soldi, e così via di seguito. Quindi poi non è la Repubblica che dà questo senso alle cose. Certo che purtroppo la Repubblica italiana, la prima Repubblica, non fu una Repubblica indipendente. Nacque immediatamente la guerra fredda e dalla guerra fredda chiaramente i partiti furono o da una parte o dall'altra schierati, e quindi c'era il protezionismo americano su un governo che doveva essere di un certo tipo. E quando ci fu il cambio, per esempio, da un governo di centrodestra si passò a un governo di centrosinistra, ci fu un rischio di colpo di Stato e Moro si dimise perché era a rischio di quello che successe dopo circa 15 anni, cioè fu catturato, fu sequestrato e fu ucciso perché era troppo di sinistra. Moro non era un uomo eccessivamente spostato a sinistra, ma questo per dare l'idea di come, ecco, una delle cose, parlando delle varie dimissioni di De Gaulle si dimette perché tenta una sorta di colpo di Stato modificando le regole e quindi indurendo il suo potere, perché deve proteggersi. La protezione è che viene attaccato dall'esterno e dall'interno.
perché in realtà i piani del Concorde, famoso aereo supersonico, erano andati a finire tramite il suo segretario personale, erano andati a finire in Unione Sovietica, allora era il paese oltre il muro, eccetera, e i sovietici avevano tentato di costruire, avevano costruito il Concorde, solo che non riuscivano a farlo decollare perché evidentemente i piani non erano perfetti. Le dimissioni di Cossiga invece furono diverse. Cossiga trovò la giustificazione che siccome le elezioni che erano successe un anno e mezzo prima avevano portato all'ascesa improvvisa della Lega, no? Giustificò questa debolezza e questa incapacità di aver superato le elezioni e quindi si dimise. In realtà divenne picconatore per difendersi, perché una delle accuse è che lui era il capo in pectore del Gladio, che erano i servizi segreti deviati dello Stato italiano in caso di rivoluzione di sinistra. Si erano creati questi due blocchi, eccetera. In realtà a tirar fuori la questione fu Andreotti. C'era un altro particolare, che nel caso Moro, uno dei scheletri che si portava dietro Cossiga, che nel caso Moro Cossiga aveva fatto due diciamo, gruppi di indagine e stranamente erano fatte di 8 e di 4 persone e stranamente erano tutti iscritti alla P2, quindi c'era qualcosa che non funzionava. Moro non fu trovato, addirittura si andò al lago della Duchessa, in cima a una montagna, col lago gelato ormai da 6 mesi, e picconarono il lago cercando il cadavere di Moro sotto il ghiaccio che era lì ormai da mo'. Quindi era una presa in giro e ci furono servizi della RAI che dicevano forse lo troviamo sotto il ghiaccio, eccetera. Cioè, fu una presa in giro mostruosa. Senza contare che Moro era in un appartamento di proprietà, il palazzo era dei servizi segreti italiani. Quando suonarono campanello per campanello, quando suonava il campanello dove Moro era stato imprigionato, nessuno aprì e quindi i servizi dissero non c'era nessuno che apriva, quindi non c'era nessuno dentro, quindi siamo passati oltre. Negli stessi palazzi poi successero altre cose, compreso incastrarono qualche anno fa il presidente della regione del Lazio. No? Quanto a Craxi è l'espressione della spudoratezza del potere. Siccome siamo tutti ladri, quindi è una normalità, e la normalità non ha morale, al di sopra della morale. Nel cervello di quel signore lì era talmente ovvia questa cosa che lascia quasi interdetta. Vista oggi a distanza di tempo. Ecco, se diamo il senso della resistenza di aver creato una repubblica finalmente, dove i cittadini dovevano essere loro i gestori della repubblica, in realtà è stata tradita. Questo è il grosso problema. Ma comunque a far cadere Cossiga non fu la Lega, ma fu il Gladio. Allora, veniamo al referendum. Vediamo intanto il sondaggio, vediamo se la regia mi propone i numeri del nostro sondaggio. Siamo al 96,9% per il sì, quindi in rete, diciamo, i nostri amici in rete propendono in maniera dichiarata per il sì all'autonomia del Veneto, e quindi il 22 ottobre voteranno sì. Ciambetti, c'è chi dice che questo referendum serve solo a chi lo fa. Assolutamente no. Il referendum dei Veneti è la prima volta che viene data questa possibilità ai Veneti dopo 151 anni di poter esprimersi sul loro futuro. È una cosa che comunque vada avrà effetti assolutamente importanti sulle scelte future, che siano esse fatte a livello regionale o a livello italiano, perché comunque un voto popolare su un tema come questo
darà i suoi effetti. Già mi aspetto dall'amico Azzalin che dice non serve a niente, di consultivo, eccetera. Io leggo solamente 2 passaggi e poi vi dico da dove li ho presi. Ora, un referendum consultivo, quale quello previsto dalla delibera in esame, per quanto sprovvisto di efficacia vincolante, non può non esercitare la sua influenza di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, ma anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato. Cioè dice che comunque una consultazione può avere questo tipo di effetti, oppure non varrebbe neanche l'obiezione nel caso la presente si tratti soltanto di un referendum consultivo privo di effetti giuridici vincolanti. Sarebbe invero riduttivo esaminare la vicenda della legge regionale in questione soltanto nell'ottica dell'efficacia formale del referendum consultivo, che giammai potrebbe risolversi nella semplice manifestazione di interessi. Ho letto 2 sentenze della Corte Costituzionale, una del 92 e una del 2000, che negavano la possibilità di fare un referendum sull'autonomia del Veneto. Cioè la Corte Costituzionale disse che se veniva fatto il referendum, comunque, anche se consultivo, avrebbe avuto i suoi effetti a livello di leggi, perché comunque la volontà popolare non può essere appunto non rispettata. Il 28 aprile del 2015 A proposito di 28 aprile, c'era questa 28 aprile del 2015 eravamo, io rappresentavo la regione, Alessio a rappresentare il suo movimento, in Corte Costituzionale, e dal 28 aprile arrivare a fine luglio per la sentenza è una cosa abbastanza inusuale. A Roma nessuno si aspettava il sì su questo referendum, e questa cosa, almeno per come io la vedo anche frequentando purtroppo ogni tanto i ministeri, il terrore che c'è sul referendum del Veneto e della è un Lombardia. Ricordiamo che insieme voterà anche la Lombardia, ricordiamo che insieme voterà anche la Lombardia, 15 milioni di abitanti, un quarto degli elettori italiani che si esprimono sul futuro del loro territorio. Ciambetti, c'è un punto, si spenderanno un sacco di soldi a Azzalina per questi referendum. Un'esagerazione, perché dopo sentirò anche Morosini che ci aveva approvato tra il Veneto e la Lombardia, no? 50 milioni quasi credo si spendono per una consultazione dagli effetti giuridici nulli. È una forma di consultazione, diciamo, che ha solo effetti politici, una forma di pressione politica, ha detto la Corte, e la Corte ha anche detto che questo referendum, il quesito referendario in oggetto, non prelude a sviluppi ulteriori delle autonomie eccedenti i limiti costituzionalmente previsti. E fra l'altro questo referendum contrasta con lo statuto della Regione, che il Presidente dovrebbe conoscere benissimo, perché lo statuto della Regione stabilisce che è ammesso un referendum quando il quesito è comprensibile ed è vuol dire, omogeneo. Questo quesito referendario chiede semplicemente vuoi tu più autonomia. Cioè, vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari? È come chiedere alle persone, se domenica, visto il brutto tempo, cioè preferirebbe il sole, visto che c'è il weekend, o la pioggia. Secondo lei il 100% probabilmente preferirebbe il sole. È la stessa cosa. Questo è il senso, perché poi ci si dimentica di dire che dopo questo referendum, ma probabilmente lo dirà meglio di me l'avvocato Morosini, bisogna presentare una legge che deve passare il vaglio delle Camere per modificare, diciamo, quella che è la Carta Costituzionale. Questo è il punto, perché qua si chiedono delle cose, si fa intendere una cosa per chiederne un'altra, ed è qui la truffa della giunta regionale, della Lega in particolare. Questo non è il referendum dei Veneti, questo è il referendum di una parte politica del Veneto. Però in Consiglio regionale alla fine è stato votato a larga maggioranza, lei è stato l'unico voto contrario, se non sbaglio, sì, c'è stato alcuni astenuti. Ci sono stati il gruppo del PD si è astenuto perché in qualche modo chiedeva il veto, nel senso che un voto di astensione chiedendo che Zaia venisse in Consiglio, speranza vana, a dire cosa intende per autonomia del Veneto, come la vuole esercitare, quali sono le cose che chiede, perché quello che chiede la Regione è letteralmente improponibile, perché la delibera che ha approvato la Regione chiede semplicemente
semplicemente di poter esercitare tutte le materie previste dall'articolo 117 e di trattenersi 9 decimi, diciamo, del gettito dell'IRPEF, dell'IVA, dell'IRES, eccetera. Una cosa improponibile. Allora, vogliamo ridiscutere di una redistribuzione, diciamo, del residuo fiscale in maniera diversa, no? E quindi fare in maniera che le regioni possano trattenersi, faccio per esempio anche la lotta all'evasione, fiscale, all'elusione e quant'altro, e quindi partecipare in maniera diversa diciamo, a quella che è la ridistribuzione della ricchezza di questo Paese, certo, ma non possiamo pensare di che ogni regione, le regioni del nord, si trattengano, diciamo, tutto il residuo fiscale. Questo è improponibile, va ridiscusso quello che è il riequilibrio tra le regioni, certamente, ma non in questi termini. Questa è una forma di propaganda politica che ha altre finalità, e cioè quello di nascondere l'incapacità della regione di dare risposte che dovrebbe dare in quanto regione. So che questo fa sorridere gli amici della Lega via, però gli amici della Lega dovrebbero rispondere le loro responsabilità sulla Pedemontana in quanto amministratori regionali, sul sistema bancario che in qualche modo è stato, diciamo, il sistema su cui hanno basato anche la loro forma di consenso politico. Quando racconti balle, scusami, quando sono balle, guarda che le foto con Zonin non sono di la loro della forma Lega, del consenso ma sono foto politico, con amici del PD, fuori, a quale avete dato anche, diciamo, stiamo sul tema, no, stiamo sul tema. Però nel 2007 si voleva la possibilità che la regione amministrasse il sistema in qualche modo del credito, no? Certo, nella richiesta. L'avrebbe fatto meglio di Banca Italia, meglio di Banca Italia. Ma se adesso non ci fossero i soldi del Fondo Atlante, vorrei capire come si rifondano e come si restituiscono. Se Banca Italia invece di far comprare Banca di Prato o Banca Puglia, le banche venete per sanarle, probabilmente stavamo meglio. I soldi e i fallimenti riguardano le banche venete gestite dai veneti e che producono degli effetti dannosi per i cittadini e le imprese venete. Qua si parla di miliardi, collega. E ti ripeto, le foto le responsabilità non sono di Rona alla Drona, non sono di Rona alla Drona, no, lascia stare le banche nel territorio del Trevigiano e del Vicentino, rispetto alle quali diciamo il tessuto politico della Lega non è esente dalle responsabilità su questo piano. Abbiamo affrontato il tema, la questione banche più volte qui nei nostri studi, e torneremo anche ad affrontarlo sicuramente nei prossimi mesi. Businarolo, il Movimento 5 Stelle per pagare, diciamo, il referendum aveva proposto una soluzione, no? Sì, se non sbaglio. Avevamo proposto in regione una cosa interessante, cioè un bel taglio ai privilegi dei consiglieri regionali. È un nostro leitmotiv, cioè tagliare dove ci sono gli sprechi. Sarebbe stato ancora più bello fare un election day. Lì sarebbe stato perfetto, perché secondo me insomma, è importante che si possano esprimere i cittadini sempre. Il referendum del 4 dicembre ci ha visto protagonisti, anche se eravamo per il no. Ci vedrà protagonisti anche per questo referendum, perché non è il referendum della Lega di Zaia, lo ha detto benissimo Ciambetti, è il referendum dei cittadini veneti, dei cittadini lombardi che si vorranno esprimere su un tema importante che non è l'indipendenza ma è l'autonomia. Si scenderà nei dettagli nella discussione politica che ci caratterizzerà nei prossimi mesi, immagino, perché sarà importante discutere di cosa vuol dire autonomia, che è vero, non è l'indipendenza ma è avere più potere, da che punto di vista? Di fare leggi, di trattenersi un po' di tasse sul territorio? Parliamone, è vero che è consultivo che vuol dire che non ha un potere che il giorno dopo è efficace. Questo deve essere chiaro a chi ci ascolta, cioè si va a votare per dare un monito a Roma, i veneti vogliono più o non vogliono l'autonomia, prendetene in considerazione, e le leggi che dovrete fare dovranno rispettare quantomeno quello che i cittadini veneti decideranno di dire. Morosin, autonomia non indipendenza, siamo ancora lontani. Sì, siamo molto lontani, però posso dire con orgoglio, e anche un dato storico credo sul quale possono convenire anche gli altri ospiti, che le due leggi, quella sull'autonomia, la legge 15 e la legge 16, sono nate assieme, anzi la proposta di legge per referendum sull'indipendenza è stata quella che ha innescato la proposta di legge sull'autonomia, che tra l'altro non viene dalla Lega ma viene
da Forza Italia, da altro raggruppamento che non era molto d'accordo sul fatto che il progetto di legge 342 sull'indipendenza andasse in discussione al voto. Addirittura vi era chi, illustri professori di cui per pudore non faccio il nome, unanimemente dicevano solo a discutere del progetto di legge per il referendum sull'indipendenza, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione potrebbe essere sciolto il Consiglio regionale. Io chiedo a voi, a proposito di minacce, ha avuto poi qualche seguito? È stata discussa, è stata votata la legge 16 che prevedeva il referendum sull'indipendenza e proprio per rallentare, per bloccare, per fermare quella legge fu presentato un progetto di legge di referendum sull'autonomia. Ed è quello di cui parliamo oggi, che è una cosa diversa, completamente diversa dal progetto di referendum per l'indipendenza. Quello per l'indipendenza era l'esercizio di un diritto naturale di autodeterminazione che non è contro la Costituzione, che non è anticostituzionale, ma è antecostituzionale, quindi sta sopra e viene prima. Ma lo fermiamo qui perché 2 ore non mi basterebbero per trattare questa premessa. Quello sull'autonomia non è nient'altro che quello che è stato detto il 28 ottobre 2015, allorché io mi trovavo in Corte Costituzionale a discutere. Aprile. Ho detto ottobre, sì, sono già su ottobre. Il 28 aprile 2015, ovvero un referendum che ha un mero valore consultivo, quindi ha un valore politico, non ha un valore giuridico in se stesso. E su questo referendum, diciamo, dobbiamo dire la ragione per la quale, per esempio, noi siamo d'accordo, dopo aver fatto peraltro una precisazione. La precisazione è questa: dei 5 quesiti che prevedeva la legge 15, solo uno è stato ammesso dalla Corte Costituzionale, quello che ripete paro paro le parole dell'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cioè che alle regioni possono essere concesse ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. E la domanda è costruita, infatti, vuoi tu che alla Regione Veneto siano concesse ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Per questa ragione la Corte Costituzionale ha detto sostanzialmente lasciamoglielo fare, tanto non cambierà nulla, rimane, come citava correttamente Azzalin, nell'alveo e nel perimetro del disegno costituzionale, quindi non cambierà assolutamente nulla, anzi potremmo dire che se qualcuno aveva ambizioni di dare al Veneto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia lo poteva fare fin dal 2001 con la famosa riforma del titolo quinto della Costituzione. Si è atteso che noi promuovessimo l'indipendenza veneta, il referendum per l'indipendenza, per buttare in mezzo questo referendum sull'autonomia, quindi che è nato come strumento di interdizione. I quesiti, ripeto, erano 5, ne è stato salvato solo uno. È interessante notare quali sono i 4 quesiti esclusi, perché così si evita di millantare risultati che non possono essere mai ottenuti. E sono gli altri quesiti, dicevano sostanzialmente, vuoi tu che al Veneto siano trattenute l'80% delle tasse regionali per spendere in beni e servizi sul territorio, o che siano trattenute tout court l'80% delle tasse. L'altro quesito era quello che riguardava la domanda: vuoi che il Veneto diventi una regione a statuto speciale? Tutto questo non c'è, quindi quando oggi si dice attenzione, andiamo a votare il 22 ottobre perché daremo una specialità al Veneto, si dice una cosa non vera, si millanta un risultato impossibile, così come quando si dice faremo come Trento e Bolzano, non esistono queste possibilità, perché le materie sono esattamente e solo quelle di cui è l'articolo 116 e 117 della Costituzione. Questo è il punto sul quale dobbiamo conoscerci. Perché noi, diciamolo subito, di indipendenza veneta lo sosteniamo? Perché temiamo che ci sia il rischio che si giochi con questo argomento per troppo tempo ancora. E comunque siamo convinti, e questa è l'osservazione a mio parere più pregnante, che mai lo Stato potrà dare concreta attuazione a questa richiesta di competenze e di risorse, evidentemente, sulle materie previste al 116 e 117, perché deve essere fatto con legge dello Stato, quindi non con legge della Regione, all'esito della trattativa, votata a maggioranza assoluta dei componenti, non delle 2 Camere. Quindi vuol dire che non avverrà mai.
Mai. Quindi in questo d'accordo con Azzalin? Ma io non so se questa sia la valutazione di Azzalin era politica ed era diversa. Io dico che questo è un dato procedurale su questo perché e politico al tempo stesso, di cui non dobbiamo dimenticarci, perché rischiamo di seminare, di diffondere aspettative e illusioni e poi di non portare a casa nulla. E poi da dire un'altra cosa, ultima, che se anche fossero riconosciute ulteriori forme e competenze di autonomia alla Regione, bisogna vedere se poi vengono trasferite le risorse. È chiaro che è un problema solo politico e siccome è solo politico noi dobbiamo togliercelo subito dal tavolo perché sia chiaro che lo Stato italiano non è nelle condizioni né politiche né istituzionali per dare queste forme di autonomia al Veneto. Quindi bisogna prepararsi al piano B, il referendum sull'indipendenza, come fanno i catalani peraltro, sono già a quel piano là. Professor Casen, prima della pubblicità, è un referendum che inizia una campagna elettorale? Possiamo dire così? Sì, cioè, ci sono degli scopi che vanno oltre... In questi casi tutto fa campagna elettorale e quindi necessariamente anche questo è un aspetto e chi sa cogliere il momento è quello che meglio si avvantaggia, ma questa è, diciamo, come nello sport c'è la competizione, questa è una competizione politica e quindi è giusto che ci sia, è giusto che la gente venga informata, non venga così imbambolata attorno a una questione di pancia, ma bisogna proporla come una questione di sostanza, cosa vuol dire dopo, ammesso che qualche cosa si comincerà a muovere e allora bisogna dire concretamente che possibilità avranno i veneti di fronte o i lombardi di fronte a una situazione che va piano piano trasformandosi. Io non credo che ci sia nulla di male se l'Italia diventa una federazione di regioni, chiamiamole, non chiamiamoli stati perché siamo troppo piccoli, se no saremmo un formicaio, ma di regioni che partecipano, che hanno responsabilità sul proprio territorio e partecipano per quelle cose grandi che naturalmente una nazione ha, quindi la difesa, i veneti non possono mettere in piedi il proprio esercito o mettere in piedi la propria moneta, ma partecipano sul territorio concretamente e lavorando concretamente sul territorio possono anche dare valore a uno Stato che non è più uno Stato che vessa la gente, ma è uno Stato che coglie i vantaggi di una buona organizzazione delle regioni e che poi produce i suoi frutti, perché ci sono delle decisioni a livello nazionale che certamente ciascuna regione non potrà mai avere. Adesso come vogliamo che il Veneto si conformi in una nuova struttura rispetto allo Stato? Questo è tutto da inventare, come è stata inventata la Costituzione dopo la guerra, così si inventeranno dei sistemi pratici, efficaci e non patriottici, perché spesso il patriottismo nell'unità d'Italia è stato utilizzato per creare invece gli affari di qualcuno e non di tutti. Ecco. Bene, allora andiamo in pubblicità, anzi no, la regia mi propone nuovamente la nostra indagine conoscitiva in rete, 97,2% per il sì, il 2,8% per il no. Come dicevo prima, la grossa sfida sarà quella di portare gli elettori alle urne, ma ne parliamo dopo la pubblicità, sentiremo anche il Presidente del Veneto Luca Zaia cosa ha detto, sentiremo anche i cittadini come la vedono, tra poco.